Settima corsa, è una categoria G. Sono in 10 dietro l'Autostart, 1 Salvador Trio, Marco Stefani, 2 Stenghil SM, Roberto Faticoni, 3 Vicky Bomber Treb, Taldao El Moludi, 4 Visipan, Salvatore Valentino, 5 Villa Caccia Jet, Crescenza Maione, 6 Total Gams, Vincenzo Piscuoglio. Seconda fila 7 Zapiro La Sol, Adrian Gioni, 8 Winner Best, Roberto Vecchione, 9 Rob Mabel, Emanuele Migliori, 10 Zea, Maurizio Cheli. Corsa che si presenta piuttosto equilibrata, buono l'allineamento, tutta rete alla prima fila, a parte Visipan che parte piano. Veloce è Villa Caccia Jet che cerca di scavalcare il numero 3 di Vicky Bomber Treb, che ha preso il comando davanti a Salvador Trio. SM squalificato. L'errore di Stenghil SM, prova a sistemarsi terzo. Bel parcheggio di Crescenza Maione davanti a Zapiro La Sol. Tanto i primi 200 metri vanno via in 14,7. Fila indiana sgranata con Vicky Bomber Treb, la figlia di Napoleon, che conduce a ritmo abbastanza svelto, 29,3 i primi 400 metri da parte della rileva di Taldao El Moludi. Seconda la corda Salvador Trio a precedere Villa Caccia Jet, poi il 7 di Zapiro La Sol, Total Gams in quinta posizione, 44,6 i primi 600 metri, passaggio davanti alle tribune, tutti praticamente in fila indiana. Vediamo all'esterno solo Rob Mabel, ma stenta a progredire dato il ritmo. Ora c'è un po' di onda, alla fine c'è l'anticipo più deciso di Total Gams su Visipan, ma il primo giro va via in 59 secco, non ammette interferenze. Vicky Bomber Treb sempre in vantaggio, resiste al suo ritmo solo Salvador Trio, mentre fa fatica Villa Caccia Jet. Chilometro in 1,14,1, avanza al largo Total Gams e passa in terza posizione, numero ma Vicky Bomber Treb e Salvador Trio squalificato. hanno preso un buon vantaggio. Siamo a poco più di 400 metri dalla conclusione. Vicky Bomber Treb e Salvador Trio sollecitato da Marco Stefani, poi avanza anche Visipan, ma è ancora molto indietro. 350 metri alla conclusione con in vantaggio Vicky Bomber Treb. Salvador Trio ora ha ricaricato le pile, si affaccia al suo esterno. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,5, retta d'arrivo, in vantaggio ancora Vicky Bomber Treb attaccato da Salvador Trio. Ultimi 50 metri, è stanco il battistrada, al largo di tutti arriva anche Winner Best, ma ormai è tardi e Vicky Bomber Treb viene a vincere su Salvador Trio e Winner Best molto vicini. 1,15,1 la media al chilometro per Vicky Bomber Treb, la figlia di Napoleon del signor Stefano Mutti. Guida e training di Taldao El Moludi in percorso di testa vengono a vincere, mentre per il secondo posto probabilmente Salvador Trio ha mantenuto una narice su Winner Best, finito fortissimo a centropista. Ma attendiamo il giudizio del giudice d'arrivo. La vittoria incontestabile di Vicky Bomber Treb, che è l'ultimo vincitore della serata, la femmina. È tutto per questa sera, l'appuntamento domani per il Riccardo Grassi.